Coach Valerio Baldovin, questa sera il risultato ha dato ragione a Trento, peccato per qualche errore che magari poteva essere decisivo per Padova per portare a casa almeno un set, però almeno c'è stata una reazione dal punto di vista dell'atteggiamento. Sì, c'è stata sicuramente una reazione, però insomma la partita contro Monza secondo me è acqua passata, purtroppo ci è successo di giocare una partita molto brutta, però insomma la storia di questo gruppo dice che comunque è stato un episodio e per cui vogliamo pensare e relegarlo come un episodio, cercando comunque di far tesoro di quello che è successo nella partita contro Monza. Però venendo alla partita di oggi, sicuramente è stata una partita sotto il profilo tecnico-tattico molto buona da parte della nostra squadra, perché siamo riusciti, a differenza dell'andata, a mettergli pressione bene o male durante tutto l'arco della gara. Rimane il grosso rammarico che nel momento importante del secondo set abbiamo commesso troppi errori, lì c'era una piccola possibilità di portarci a casa qualche cosa di interessante, invece non siamo stati bravi a cogliere l'occasione e su questo dobbiamo sicuramente migliorare. Prossima sfida sarà contro un'altra big della Superlega. Qual è la cosa buona di oggi da portare come tesoro per la prossima sfida? Beh, in generale l'atteggiamento, la voglia di dimostrare, di migliorare, di far vedere che insomma abbiamo del potenziale e vogliamo cercare assolutamente di sfruttarlo. Però più che pensare a Modena o alle partite che verranno dobbiamo pensare a fare bene nei nostri 81 metri quadrati di campo e se ci saranno altre occasioni cercare di essere un po' più bravi, più cinici, più attenti e sfruttarle meglio. Grazie, in bocca al lupo. Prego.